Il progetto di inserire il casinò nel quadrante di Tessera è esattamente il progetto che serve per il rilancio del casinò stesso. Dare una mano di bianco alla sede attuale di Canoghera, che è stata utile negli anni scorsi, ma che oggi è assolutamente abbandonata in mezzo alla campagna e non è in grado di attrarre nessuno, a questo punto la signora Maria o il signor Giuseppe, invece di andare a Canoghera, sta a Mestre e va appunto nelle sale bingo. Il taglio dei costi del personale e la ristrutturazione del casinò operata dal sindaco Luigi Brugnaro sarà inutile secondo gli esponenti del Partito Democratico se la casa da gioco non lascerà l'attuale sede per spostarsi nel nuovo distretto del divertimento che dovrebbe nascere all'interno del quadrante di Tessera. Con i soldi di investitori privati, sostiene il capogruppo in Consiglio Comunale Andrea Ferrazzi, bisognerebbe realizzare anche qui quanto avviene a livello mondiale con tutti i casinò che si stanno spostando all'interno di ampie zone dedicate al tempo libero. Quanto alla sfiancante trattativa in corso coi dipendenti, i democratici invitano il sindaco ad adottare una linea più morbida. Mi auguro che ci sia finalmente la disponibilità a sentire le ragioni anche dei dipendenti che hanno manifestato grande flessibilità e disponibilità a trovare un accordo anche, come dire, penalizzando quella che è la loro posizione e le rendite di posizione di cui hanno beneficiato fino ad oggi.